E si parte, macchina carica, spesa fatta, benzina fatta. Adesso andiamo a comprare il fornello. Porca boia, è vero, manca il gas ancora. Zio Pera, direzione Decathlon. A few moments later. Siamo arrivati in Val Fiscalina, fuori ci sono 2 gradi, siamo a 1400 metri. The next day. E buongiorno! Cioè, wow! Ma che roba! La temperatura è di un bel -1. Infatti vi posso dire è molto freddo. Colazioncina con vista. Tra poco partiamo, andiamo in direzione delle 3 cime. Sei carica? Sì. Siamo partiti, ora ci dirigiamo verso il fondo della Val Fiscalina. Zaino bello grande. Andiamo in direzione 3 cime di Lavaredo, dove dormiremo nei pressi del rifugio Locatelli con la tendina di Masta. Grazie Masta. Siamo arrivati al parcheggio che si trova qua sotto. Da qui sono 1200-1300 metri per arrivare al punto di arrivo. Tantissimi. Ed eccoci qua, rifugio Locatelli, 2 ore 40. Dai, arriviamo. Si inizia a salire e la fatica si intensifica. Il volto della fatica. Qua si vede questa cascatona veramente stupenda. Sopra si trova tutto il complesso delle 3 cime. Dietro da dove siamo venuti, Val Fiscalina e le sue montagne. Finalmente, ecco il sole, ci voleva, era un po' che non arrivava. La cascata, oh, noi camminiamo ma siamo sempre là, in ogni modo. Troviamo quasi 2100, ora inizia il ghiaione. Abbiamo trovato lo spot del pranzo. Sì, papà, ci vuole, siamo arrivati qui su. Ormai la salita tosta l'abbiamo finita, ci concediamo un buon pasto. Sole, fatica, montagna. Bello. Siamo ripartiti dopo il pranzo, ora ci andiamo in direzione Rifugio Locatelli e le 3 cime. Qua davanti a noi vediamo il Locatelli, queste sono 2 delle 3 cime, l'altra un po' si nasconde ma tra poco la vedremo. Guardate che zona, è stupendo, stupendo. Qua le 3 cime, che spettacolo, anni che volevo venire in questo posto. E finalmente ci siamo! E ci siamo, sempre più vicini. Probabilmente la metteremo qui in zona la tenda. Questo posto è fuori di testa, fuori di testa. Violetta, come ti sembrano queste cime? Cazzo bello. Bellissimo. Wow! Guarda anche intorno. Mamma mia, è un posto surreale. Temperatura ottima, cielo ottimo, c'erano 16 gradi. Siamo a novembre. Questo è il Monte Paterno, la chiesettina. Qua dietro invece abbiamo il Sasso di Sesto, che adesso noi saliamo là in cima. Qua ci sono le famose grotticelle e saliamo lì in vetta se non mi sbaglio. Ma te sei carico o no? Non c'ho troppa voglia.
Sinceramente. Ci troviamo nella famosa grotticella delle Tre Cime con la vista e effettivamente direi che non male. Posti in montagna inizio ad averne visti abbastanza, ma questo, per quanto sia famoso e tutto, è uno dei posti più belli che si possano trovare in Italia. Non renderà mai, 1000 foto non rispecchiano niente. Spettacolo le Tre Cime dall'alto. Si dorme qua in cima. Luci, il tramonto con le Tre Cimole, tenda qui montata 2560, viola contenta e niente. The next day. Ed eccoci qui, la mattina, sono le 6:30, Torre del Toblin dietro di noi, inizia un po' tutto l'albeggio e queste sono sempre loro, le Tre Cime. Ok, pronti a ripartire, zaini fatti, campo smontato, abbiamo salutato Quinto, ci dirigiamo alla Forcella di Lavaredo per dare un occhio. Abbiamo dormito qua in cima, questo è il Sasso di Sesto, ponticello di legno e ci stiamo avvicinando ai Tre Cimoni. Ed eccoci alla Forcella Lavaredo, di qua siamo in Alto Adige e di qua siamo in Veneto. Davanti a noi vediamo i Cadini di Misurina, che non so quanto riesco a farveli vedere sinceramente. Adesso torniamo indietro perché abbiamo anche altro da fare. Dobbiamo andare al lago Sorapis e tornare alla macchina, che comunque ci vorrà un po'. Qua c'è il rifugio Locatelli, Torre del Toblin. Che panorama! Magnifico, Tre Cime ottime. Ed eccoci tornati alla macchina, pranzetto veloce e ci spostiamo al passo Tre Croci per andare al lago di Sorapis. Stack! Andiamo al lago di Sorapis. 300 metri di dislivello, 6 km, andiamo e torniamo indietro col buio. Qua davanti a noi le montagne di prima, ma abbiamo anche le Tre Cime. Queste sono proprio le Tre Cime da un'altra prospettiva. Spettacolo, non me l'aspettavo. Poi guardate qua, stupendo. Piccolino tratto esposto per arrivare al Sorapis, ormai ci siamo, su non ci sarà più nessuno, vedendo tutta la gente che è scesa. Tratto esposto così, cioè per carità è esposto perché c'è un bel vuoto. Qua su abbiamo
la punta Sorapis che ci guarda, siamo arrivati al lago. Ed eccoci al lago Sorapis, ghiacciato, inaspettatamente ghiacciato. Di un ghiaccio poi veramente azzurro. Free Palestina anche qua su, sempre e comunque. Andiamo in direzione macchina, farà buio, che belli i cadini con questa luce, mamma mia. Siamo alla macchina, c'è un casino schifoso, Non farlo vedere. facciamo schifo. A te fai schifo. Adesso andiamo al passo già a mangiare polpette. Dai cazzo. One nap later. Ed eccoci la mattina al passo di Giau. Questo è il Ragusela, bellissimo. Colazione, sempre qui. Poi Cinque Torri. Succo pre-partenza. Si chiude casa. E adesso andiamo. E si parte per le Cinque Torri. Qua in fondo possiamo vedere la Marmolada con Punta Penia. Oggi faremo 5 torri, che da quello che ho capito ce ne sono rimaste 4, e Lago Federa o Federa. Ed ecco davanti a noi la Tofana di Roses con i suoi 3200 e qualcosa metri. Questo qua è il ghiaione che abbiamo risalito con i ragazzi quando siamo andati al Monte Castello. Ed ecco le Cinque Torri. Adesso cambiamo prospettiva per vederle meglio. Che spettacolo incredibile. Qui vediamo i resti della torre che è crollata anni fa. Tanta gente che arrampica in questa zona e fanno bene. E qui ci sono proprio i detriti, la frana. Questa zona senza parole. 5 torri così che si vede il profilo, 4 torri, una è andata persa. Qua vediamo la torre crollata. Torniamo verso la macchina, torniamo al passo Giau. Siamo ritornati alla macchina, adesso mangiamo l'uovo fatto ieri sera e andiamo al lago Federa. Ecco la sbobba ed eccoci qua, sentiero per il lago Federa. Siamo in salita, andiamo come dei treni, stiamo volando. Lago Federa arriviamo, guardate qua che spettacolo, le 5 torri che si vedono dal di qua. Stamattina eravamo là in mezzo. Come si va via qui così? Dove? Balconcino dove prendiamo un po' d'aria. Spettacolo, spettacolo.
Ed eccoci arrivati al lago Federa. Qua abbiamo i larici che sono un po' scoloriti, ma dai, noi ci accontentiamo. Mamma mia che spettacolo, becco di mezzo di riflesso qui nel lago Federa. Salutiamo questo fantastico lago con questo specchio magnifico e torniamo verso la macchina. Spettacolo, spettacolo! Il bosco prende colore con queste luci, queste ultime luci. Le tofane davanti a noi che ci guardano, ci accompagnano in questo ultimo chilometro di discesa. Che arancione nell'aria con queste luci, mamma mia. Siamo ritornati alla macchina. Violez, com'è stato? Velocissimo. Esatto, velocissimo. E con questi 4 gradi chiudiamo il nostro giro. Purtroppo torniamo a Faenza e 4 ore e 27. 4 ore e 27 di puro divertimento. Alla prossima avventurona.